Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Giunta al ventennale di attività, Coop Services continua il suo impegno nella realizzazione di corsi di formazione nel settore del restauro. È partito nei giorni scorsi, infatti, il corso Collaboratore restauratore dei beni culturali, restauro del mobile e dell'arredamento lignario, finanziato dalla Regione Veneto tramite il Fondo Sociale Europeo. Alberto Vincenzo Vaccari, docente di riferimento del corso, ci spiega quali sono le peculiarità del programma. Il corso si evolve dalla progettazione del restauro alle tematiche del restauro, alle analisi anche scientifiche per trovare i giusti solventi per le puliture e via dicendo, partendo tutto da un fondo culturale che è anche la storia degli stili e quindi per arrivare poi a una conoscenza tecnica e stilistica approfondita. Il corso è in parte teorico e in parte pratica. La manualità ha un aspetto rilevante, però non si può procedere con nessuna manualità se prima non si sa. Quindi la conoscenza per poi arrivare al gesto manuale del restauratore moderno. Ecco, i ragazzi non usciranno restauratori, ma avranno quindi già una buona base su cui poter poi lavorare in futuro. Ecco, quello che noi dobbiamo riuscire a fare, il nostro intento è quello proprio di dargli le basi per procedere e per procedere anche con un concetto scientifico, perché i vecchi restauratori erano magari molto bravi a lavorare manualmente, ma non avevano delle basi, non avevano dei principi, non avevano le conoscenze adatte. Noi cerchiamo di dargli le conoscenze e poi la manualità, un principio di manualità, e poi è chiaro che l'esperienza e gli anni li formerà sempre di più. Nonostante il corso sia già partito, sono ancora aperte le selezioni di nuovi partecipanti da inserire nell'elenco degli allievi.